E lei ha vinto. Chi tenga ragione di per vincere Marola, voi tenete di per vincere. Ma calcio tenga tanto tenere in meta. Ma... Se ho ragione per forza dovevo vincere, anche se quelli hanno molti soldi. Così dice Ovidio in sardo, che è la sua lingua. La sua minuscola casetta è letteralmente circondata dai cantieri, villette e alberghi, un ammasso di cemento turistico nascente a pochi metri da Tuerredda, una delle spiagge, secondo il National Geographic, più belle del mondo. Gli azionisti sono nomi del calibro di Caltagirone, Toti, Benetton. I distrutti tutti sono l'astro che dove via, dove ha più di 100 metri all'alto, e sono tutti distrutti. Tanti 47 in bacio, punto si cade. Ovidio Marras non ha armate di legali da muovere, è un contadino di 81 anni che non ha voluto vendere a peso d'oro la sua terra al colosso che gli costruiva tutto intorno. Ma quando l'hotel ha invaso anche la strada di campagna da dove arrivava a casa sua, Ovidio ha fatto causa al colosso e ha vinto. E ora l'hotel, salvo ribaltamenti in Cassazione, dovrà demolire il rustico dell'albergo, 2 cancelli e altri immobili costruiti sulla strada. Siccome tanti fatti apposta, il modo ci scondato e domo su noi. Gente sia in Samarola che si indiani, dopo che punti circondato noi. Senza pensare che gli altri punti scilimpi come te grandissimi. La sorella di Ovidio si chiama Giovanna, ha 2 anni in più di lui e si ricorda ancora di quando bambina vennero per la prima volta alla casetta di famiglia. 5 anni e lui 3. Ci ha portato qui e qui siamo rimasti. Adesso ne ho 82 e si immagini quanto tempo ci siamo. Le hanno ammazzato il cane, è vero? E tutti i gusti, potendo spaventabili ai cani che hanno galante al mare e sono saulenti. Vi farebbero comodo questi soldi che girano tutto intorno a voi? A me, lo dico la verità, non mi face, non mi fa nulla. Questo luogo è su, ma no? No, è da rotti, È da rotti, sì. sì.